Donne, vita e libertà è stato il tema di un evento organizzato dal distretto turistico Valle dei Templi. Ieri presso il Museo Archeologico Sala Fazzello, un evento al quale sono stati invitati a partecipare i club service femminili che hanno analizzato ciascuno per la sua parte una donna che per aver espresso valori e esempi si è imposta come di spicco e ispirazione per tutti. Prima un flash mob sulle donne iraniane, curato dal regista Marco Savatteri. Da Saffo ad Artemisia Gentileschi, Giusy Carreca e altri esempi hanno parlato una vasta platea delle libertà femminili. Mi sono sentito particolarmente motivato a contribuire all'organizzazione di questo evento di oggi. Perché? Perché lo spirito del mondo migliore, la fraternità, la pace, la fratellanza, la tolleranza, l'accoglienza, non possono essere semplicemente parole. E allora, dato che quest'anno, la settimana del mammo ricomprendeva l'8 marzo, mi è sembrato significativo quindi proporre ad alcune delle associazioni più rappresentative del territorio per quanto riguarda appunto le tematiche femminili, mi è sembrato significativo proporre la realizzazione di questa giornata. E l'ispirazione in particolare mi è venuta dal vedere qualche tempo addietro su internet, così come facciamo tanti scrollando le immagini su internet, di vedere alcune foto storiche che erano le foto storiche dell'Iran degli anni 70. Per chi non avesse avuto l'occasione di farlo, io vi prego di fare proprio una ricerca e scoprirete che negli anni 70 in Iran le signore erano perfettamente libere, perfettamente. Oggi qui, concludo, raccogliamo il suo testimone, affermando, perché parliamo di libertà della donna, di libertà in generale, come la libertà sia qualcosa che segue l'evolversi della società e dobbiamo riflettere sul fatto se la società ci ha permesso di sfiorarla, impadronircene, è la stessa società che attualmente l'ha corrotta, ammalata, derubata, catturata, quasi resa schiava. Lo vediamo con le guerre, con la violenza, con le mistificazioni. Quindi da questa sala bella e vermita credo che il nostro compito di donne oggi sia questo, riconoscere questo processo e fare tutte insieme rete per acquistarlo, in nome proprio di quella libertà che oggi ci hanno regalato i luminosi esempi di donne che abbiamo fin qui ascoltato.